Questa è la scena che si sono trovati davanti agli occhi i soccorritori intervenuti ieri sera, poco dopo le 20, lungo la A4, all'altezza dell'uscita del casello di Latisana in direzione Venezia. L'auto sulla quale viaggiavano 3 persone, tutte residenti a Lignano, ridotta ad un ammasso di lamiere. Per 2 degli occupanti, una 74enne austriaca e un 63enne originario di Treviso, Roberto Cartini, purtroppo non c'era più nulla da fare. In gravissime condizioni l'uomo che viaggiava con loro, morto poco più tardi. Da una prima ricostruzione la vettura, dopo essere finita per cause ancora da chiarire contro la cuspide dello svincolo, è rimbalzata venendo travolta da un autoarticolato che in quel momento stava sopraggiungendo, finendo poi contro la barriera laterale della carreggiata. Cartini e l'amica sono rimasti uccisi sul colpo, l'altro amico è stato dapprima trasportato all'ospedale di Latisana e successivamente a quello di Udine, ma le ferite riportate erano troppo gravi e il suo cuore ha smesso di battere poco dopo. Spetterà ora agli agenti della Polstrada di Palmanova ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto, oltre ai sanitari del SUEM, anche i vigili del fuoco, le operazioni di soccorso hanno creato inevitabili rallentamenti in direzione Venezia.